Le conferenze dei sindaci nella Riviera del Brenta e nel Delta del Po rappresentano strumenti cruciali per promuovere la collaborazione tra i comuni di queste zone preziose, facilitando una gestione associata dei servizi e degli interventi vitali per lo sviluppo territoriale. Tuttavia, se gli stanziamenti regionali si limitano a soli 150.000 euro, tali conferenze rischiano di essere inefficaci e privi di sostanza, lontani dall'idea di autonomia territoriale. Lo hanno sottolineato i consiglieri regionali del Partito Democratico Veneto, Vanessa Camani, Jonathan Montanarello e Francesca Zottis, durante la seduta della prima commissione, in cui è stato esaminato il provvedimento relativo ai criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per interventi nella zona della Riviera del Brenta. La capogruppo Dem Camani ha evidenziato che la legge regionale 12, istitutiva di queste conferenze dei sindaci, è del 2021 e avrebbe dovuto garantire una governance più aderente alle necessità locali. Tuttavia, a soli 3 anni di distanza, ci troviamo di fronte a un sostegno finanziario esiguo, 90.000 euro per la Riviera e addirittura meno rispetto all'anno precedente e 60.000 euro per il Delta. Montanariello ha aggiunto che nonostante le proposte di aumento di finanziamenti presentate in sede di bilancio sono state respinte dalla maggioranza consiliare. Restano problemi irrisolti come la gestione delle infrastrutture comuni, quali gli sfalci d'erba, la tutela degli argini e la manutenzione dei ponti apribili che richiedono un approccio associato tra i comuni. È fondamentale affrontare in modo unitario anche questioni come lo smaltimento dei rifiuti galleggianti e le opere in messa in sicurezza delle strade regionali. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.